più bello tra i figli degli uomini. E sulle sue labbra era cosparsa la grazia. Dai piedi alla testa è un'unica piaga, senza nessuna parte illesa. La madre che l'ha partorito, Cresciuto e contemplato, non lo potrà quasi riconoscere. Il suo aspetto è talmente sfigurato Che non pare più un uomo. Egli è l'uomo dei dolori, salvalo Dio! perché le acque gli sono arrivate alla gola. Gli uomini nascondono la faccia per non vederlo E lo disprezzano come un lebbroso. Egli è trafitto per le nostre iniquità, è maltrattato per le nostre colpe. Ecce homo. Soltanto loro, I bambini non nascondono la faccia. Lasciate che i bambini vengano a me. Il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. Nobile procuratore, perché sia fatta giustizia e non per fare del sentimentalismo. La flagellazione è stata dura, lo vediamo, ma il delitto di lesa maestà vuole la pena di morte. Sì, a morte! Lo devi crocifiggere! Forte lo vogliamo! Il crocifiggere! Senti, non rispondi. Vuoi proprio morire? Non vuoi salvarti? Ma non sai che io ho il potere di farti crocifiggere o di concederti la grazia? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti venisse dato dall'alto. Perciò chi mi ha messo nelle tue mani è più colpevole di te. Non senti come parla? Perché continui a perdere tempo? Crocifiggilo! Lo vedo che siete in tanti e che gridate forte, ma so anche che siete 100 bocche che parlano per una bocca sola. Io devo giudicare in base alla legge e non piegarmi ai clamori della folla, per cui metterò in libertà il prigioniero. Centurione! Un momento! Lucio Ponzio Pilato, questo non lo puoi fare. Se non vuoi essere nemico di Roma e di Cesare, questo uomo si è fatto re e noi non abbiamo altro re che Cesare. Se liberi quest'uomo, non sei fedele all'imperatore. Lo devi crocifiggere. Chi si proclama re è nemico dell'imperatore. Morte! A morte! Metterò in croce il vostro re! Il
nostro re è uno solo, l'imperatore! A morte! Via, là! Incrocio! E sia, voi l'avete voluto. Questo crimine è tutto vostro. Tribuno, fai portare una brocca e un catino. Che atrocità, che storia, ragazzi, madonna. Di questa sporca faccenda io me ne lavo le mani. Pilato e quanti siete giudici sulla terra, non crediate di potervi così facilmente discolpare. Tutta l'acqua del mare non può lavare una sola goccia di sangue, una sola disperata lacrima versata dall'innocente. Io non sono responsabile del sangue di quest'uomo. Questo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Signore, è tardi per tacere. Hai parlato troppo. È tardi per lasciarti fare. Ti sei battuto troppo. Non eri neppure ragionevole. Esageravi. Prima o poi ti doveva capitare. Hai trattato la gente per bene, da razza di vipere. Hai detto che il loro cuore era simile a sepolcri imbiancati, pieni di ogni marciume, sotto belle apparenze. Hai abbracciato i lebbrosi putridi. Hai parlato spontaneamente con volgari stranieri. Hai mangiato con i peccatori e hai detto che avrebbero preceduto gli altri nel regno dei cieli. Ti sei compiaciuto con i poveri, gli storpi. Non sei stato un uomo osservante delle tradizioni. Hai voluto interpretare la legge, ridurla ad un solo piccolo comandamento. Amore, adesso si vendicano. Eppure, Signore, so che tu hai ragione. Scusa, nobile Pilato, se non sbaglio il titolo di condanna dice Gesù Nazareno, re dei Giudei. Beh, non va bene. No che non va bene, devi scrivere perché si è fatto re dei Giudei. Ciò che ho scritto, ho scritto. Il procuratore legge la sentenza. L'anno 17 dell'impero di Tiberio Cesare, essendo io Ponzio Pilato, governatore della Giudea, e dopo aver ascoltato separatamente accusatori ed imputato, ed essendo emersa palese e chiara la colpevolezza dell'imputato che, dichiarandosi re dei Giudei, ha offeso la supremazia di Roma e la maestà di Cesare, condanno Gesù di Nazaret alla croce. Vi sarà inchiodato e vi sarà sospeso fino alla morte. Con lui saliranno sul patibolo i due ladroni e banditi già condannati, Zaccai e Giuseppe Ramatà, data in Gerusalemme il 14 Nisan dell'anno 779 di Roma. Il governatore Ponzio Pilato, sottoscritto dai giudici a latere Tito e Rufo. Ora
Vediamo che sei amico di Cesare. Finalmente l'impostore è condannato. Questa era la giusta fine. Dio lo voleva. Centurione, fai eseguire la sentenza. Incredibile, è incredibile quello che sta accadendo. Quello che sembrava una vega religiosa è diventato un dramma. Ogni previsione è stata capovolta. L'innocente barattato come un delinquente, flagellato come un malfattore, crocifisso come un assassino. Un giudice che sottoscrive un linciaggio popolare. Il diritto e la giustizia sono affossati oggi qui a Gerusalemme. D'ora in poi si potrà sempre dubitare di ogni sentenza umana. Signore, ecco la tua croce. non ne avevi. Sei venuto a cercare le nostre. E per tutta la tua vita, sulla strada della tua passione, hai preso ad uno i peccati del mondo intero. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Vedo un lungo interminabile corteo di croci, colonne di deportati, prigionieri e perseguitati, processioni di profughi affamati, fiumi di sconfitti, delusi e ammalati. L'umanità dolente è tutta dietro a te. Gran sofferente,